Professoressa Conti, il tavolo di Bosco Regione che si occupa di architettura urbanistica sta già lavorando concretamente su dei casi di studio specifici. Certo, noi stiamo partendo da quelli che sono gli strumenti della progettazione che identifica nel bosco un sistema per poter rigenerare e ridare identità ai luoghi. Abbiamo già individuato delle aree dove sperimentare questi strumenti e ideare nuove opportunità sia in chiave di economia sostenibile sia in chiave di economia più materiale. Casi che sono individuati sia in aree urbane sia periurbane, quindi occupando quelli che sono spazi dismessi di archeologia industriale o di siti militari dismessi, che in aree agricole e quindi in chiave di riqualificazione ambientale in aree contermini a siti industriali. Quello che ora c'è, che manca, è appunto una risposta da parte anche però del territorio, no? Certo, noi stiamo lavorando su quella che è la definizione formale e tecnologica del sistema e stiamo lavorando in chiave interdisciplinare, ovviamente con la forza di quelle che poi dopo sono gli strumenti dell'area di agraria, quindi le competenze di attuazione. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è quella della risposta di processo da parte del territorio, perché questi progetti devono essere fatti propri dal territorio ed entrare in quello che è un processo di attuazione, cosa che sta già avvenendo in altre realtà anche italiane.